Siccome è San Tommaso, non ci credi se non ci metto naso. Oggi 3 luglio San Tommaso, il santo che non crede se non vede. Ma perché? Dopo la morte di Gesù, i discepoli sono chiusi in casa, hanno paura, perché hanno visto il loro maestro crocifisso e condannato, fino a quando, secondo il Vangelo di Giovanni, ad un certo punto Gesù risorto appare ai discepoli. Ma Tommaso non c'è, non vede ciò che vedono gli altri. Quando torna, i discepoli gli dicono: noi abbiamo visto il Signore, ma lui non riesce a fidarsi di quel racconto. È una cosa troppo grande per lui, troppo impossibile, vuole una prova e dice che ci crederà solo quando vedrà i chiodi nelle mani di Gesù e quando riuscirà a toccare il suo fianco. Ecco, se non vedo non credo. San Tommaso, l'uomo che ha bisogno della propria esperienza, della presenza e non solamente delle parole. Secondo il racconto, 8 giorni dopo i discepoli sono a casa e Tommaso stavolta c'è, quando ad un certo punto Gesù riappare. E invece di rimproverarlo, gli va incontro proprio nel punto del suo dubbio, gli dice di non essere incredulo, di guardare le ferite, di toccare col dito, di toccare il fianco. Subito dopo Gesù pronuncerà una frase: beati quelli che crederanno senza aver visto. Alle mie spalle la chiesa di San Tommaso in via dei Tribunali, di origine medievale, trasformata poi nei secoli fino ad assumere questo volto settecentesco. È così che San Tommaso diventa il simbolo di non credo se non vedo. In napoletano, siccome a San Tommaso, non ci credi se non ci metto naso, non ci credi se non metti il naso.